Snodo salvezza importante al Pala Pirossigeno. Cosenza e Pomezia si sfidano nella 23esima giornata di Serie A Quinto. Buonasera e ben ritrovati da Davide Menolascina. Squadre appena entrate di fronte alla nostra postazione qui al Pala Pirossigeno. Davvero solito spettacolo di luci qui nella casa del Cosenza. Saluto tra le squadre e si può cominciare. Andiamo anche a vedere, approfittiamo del solito rituale pregara per andare a leggere quelle che sono le formazioni. Partiamo dai padroni di casa della Pirossigeno, capo con Parisi, Adornato, Toni Dandel, Marchio, Bavaresco, Trentin, Marcelino, Vavarvita, Canal, Saponara e De Brasi, con Ibanez alla guida tecnica. Pomezia invece guidata da Stefano Esposito, che si schiera con Moliterno, Binzaru, Tiaghigno, Kirchista, Raubo, Lusnig, Matteus, Lara, Dudu, Silveri, Villari e Bonci. A dirigere il match troviamo Andrea Saggese della sezione di Rovereto e Denis Precai della sezione di Treviglio. Il cronometrista invece è Domenico Sacca di Reggio Calabria. Pronto al Pala Pirossigeno per questa sfida che rappresenta uno snodo importante per la salvezza, come vi dicevo. Squadre che arrivano da due risultati differenti. Il Cosenza sconfitto di misura 1-0 a Napoli con gol di Borruto nell'ultimo turno. Mentre il Pomezia ha battuto 3-0 la Sandro Abate con l'esordio di Esposito in panchina. Foto di gruppo con mascotte inclusa per il Cosenza. Adesso è il momento anche del Pomezia e poi si potrà finalmente cominciare. Primo pallone già sistemato, è un check di centrocampo. Parisi prende posizione tra i pali, Cosenza che attaccherà da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione in questo primo tempo. Tra un po' parliamo anche delle assenze, ce ne sono soprattutto nel Pomezia, che deve rinunciare a Michelangelo per squalifica, il suo top scorer. Torna invece Raubo dopo aver saltato per squalifica la scorsa gara. A farsi sentire anche il pubblico di casa per sostenere il Cosenza in quella che è una partita importante per provare ad accorciare le distanze in classifica. Sarà Matteus a dare il via alla partita, che inizia in questo momento. Completo bianco ovviamente invece per quanto riguarda la Fortitudo Pomezia. Da sinistra a destra il primo tempo per quanto riguarda la squadra di mister Stefano Esposito, e dunque si comincia da 15 secondi, iniziata ufficialmente la partita. Matteus porta il pallone, palla che si perde però sulla sinistra, e dunque Cosenza che recupera per la prima volta il possesso della sfera. Va sul punto di battuta Parisi, Toni Dandel, Bavaresco, Marcelino a comporre il quintetto insieme a lui ovviamente per quanto riguarda la Pirossigeno. Toni Dandel, Marcelino per Gustavo Bavaresco. Ancora un pallone in profondità, arriva la chiusura da parte di Matteus. Il tetto del Pomezia invece con Moliterno tra i pali, Binzaru, Tiaghigno, Raubo e appunto Matteus che ha effettuato questa chiusura difensiva. Siamo all'interno del primo minuto effettivo. Maxi programma per la Serie A quest'oggi
al venerdì. Attenzione intanto a Tony Dannel, palla dentro, Bavaresco non riesce ad arrivare, rischia poi di commettere fallo mettendo le mani sull'avversario. Il possesso però ancora del Cosenza, Bavaresco isolato, sceglie di fermarsi e di ripartire. Nuovamente Bavaresco, va Tony Dannel, si muove va sulla sinistra, arriva anche Bavaresco vicino a Tony Dannel, il pallone poi scaricato a destra per Marcelinho, se la sposta su Mancino, per lui zona tiro, va verso la porta, prima conclusione, c'è una deviazione, primi applausi da parte del pubblico e calcio d'angolo per la Pirossigeno. Affidato a Bavaresco, la mette forte con la punta verso la porta, Moliterno che allontana, il pallone arriva dalle parti di Vavà che si appoggia a Gianluca Parisi, palla lasciata lì a Felipe Tony Dannel, palla scaricata sulla destra, Marcelinho, Tony Dannel ci prova e sfiora il vantaggio. Seconda conclusione, sicuramente questa più pericolosa, anche in questo caso c'è stata la deviazione, quindi ancora corner, ancora soluzione forte verso l'interno dell'area di rigore. Difende bene però la Fortitudo anche su questa situazione. Va la battuta davanti alla panchina avversaria, Bavaresco riceve il pallone, va da Marcelinho, ce l'ha sul destro, vuole tornare sul mancino, cerca il varco, terzo tiro, terza deviazione, terzo calcio d'angolo per il Cosenza. Bavaresco chiama lo schema, quadratura anche per Ibanez nel frattempo. Sfida tra allenatori che sono entrati in corsa sulle rispettive panchine in questa stagione. Bavaresco la battuta del corner, si muove Tony Dannel, il pallone era probabilmente a cercare lui, non c'è stata deviazione stavolta nemmeno della difesa e dunque Pomezia che recupera il possesso. Detto dalla squalifica di Michelangelo, c'è da segnalare anche che nei 12 quest'oggi non sono presenti Gattarelli, Bueno e Gelve, e quindi una rotazione abbastanza risicata rispetto al solito per la Fortitudo, che adesso però recupera bene il pallone con Matteus, palla poi gestita sulla sinistra, la vuole Tiaghigno, indica movimento a Binzaro, il pallone poi viene scaricato nuovamente verso Matteus, ancora Tiaghigno, prova il controllo Raubo, scarica nuovamente all'indietro, la palla può essere gestita direttamente da Moliterno che cerca il lancio profondo, ci mette la testa Binzaro, la palla però termina direttamente sul fondo. Siamo entrati nel terzo minuto del primo tempo, ancora nessun gol. Fortitudo che lascia un po' di metri a inizio azione al Cosenza, attende poco dopo la metà campo per far partire la propria pressione, almeno in questa fase iniziale del match. Vavà cerca il pallone a tagliare alle spalle della difesa, c'è stata la deviazione, palla scaricata nuovamente verso Parisi che va al lancio nuovamente profondo, palla recuperata, Matteus la può amministrare meglio, si appoggia a Tiaghigno, triplo cambio in arrivo intanto per il Pomezia, Tiaghigno prova la giocata sulla corsa di destra, viene fermato, piccolo scontro intanto tra Saggese e Ibanez, nulla di grave, dentro anche Matilara in maglia numero 27, lo vedete in questo momento fare il suo debutto nella partita. Dentro anche Nawel Lusnig in maglia numero 23, Matteus, Dudu riceve nuovamente il pallone, Moliterno pressato, deve allontanare la sfera calciandola direttamente in fallo laterale, preferito non correre particolari rischi. Bavaresco riparte da Marcelinho, Tony Dannel ancora verso Vavà, Marcelinho cerca un po' di spazio, sterzata, vuole andare sul mancino, appoggio per Vavà, Moliterno para, battuto il fallo laterale, cerca l'acrobazia Marcelinho, non riesce però indirizzare verso la porta, la regia ci ripropone la situazione precedente, Marcelinho con una bella sterzata, è riuscito poi a servire il pallone a Vavà, parata di Francesco Moliterno e possesso Fortitudo, 3,5 trascorsi.
Lusnig sceglie di andare sulla corsia di sinistra da Lara, che torna nuovamente dal 23. Ancora Lusnig fermato. Il possesso rimane però la formazione ospite. Battuto il fallo laterale, cerca la conclusione Lusnig e sblocca la partita al primo tiro della sua gara. La Fortitudo fa 0-1. Gran botta col mancino. Questo è il replay del gol. La partita invece è ricominciata. È entrato anche Mauro Canal. Subito il pallone per Tony Dandelle, che cerca un varco per calciare. Arriva un fallo cumulativo fischiato perché l'azione poi è proseguita e dunque correttamente gli arbitri hanno fatto andare avanti. Riparte Moliterno, lancio profondo, ci mette le mani Parisi. C'è fallo laterale però ancora per il Pomezia, proprio nella zona di campo dove è arrivato il gol di Lusnig. Gran sinistro da palla inattiva. C'è ancora Dudu alla battuta del fallo laterale. Matteus calcia, palla respinta, ci prova Lara, respinge ancora stavolta Trentin. Dentro anche Capitan Pari De Marchio nel Cosenza all'inizio del quinto minuto. Nuovamente Lusnig alla battuta del fallo laterale. Pallone indietro. Moliterno. Attenzione al rischio corso da Lusnig. La palla circola però bene comunque. Dudu non affonda. In mezzo ad avversari perde il pallone. Se lo va a riprendere Mauro Canal. Nuovamente Canal che può gestirla per vie centrali. Appoggia a sinistra per Trentin. Marchio torna da Canal. Numero intanto sulla destra. Poi conclusione da parte di Kevin Arrieta, che si presenta così nel match. Arrieta ancora tocca, scambia con Marchio. Arrieta protagonista della sfida, l'ultima interna contro la Meta Catania. Ci riprova col sinistro, stavolta viene respinto da Lara. La giocata per Canal che cerca Trentin, la palla arriva nuovamente ad Arrieta. Marchio, Trentin protegge la sfera, si muove Canal, la pizzica in avanti, arriva però la palla tra le mani di Moliterno che vuole far ripartire la Fortitudo. Cosenza che alza la linea di pressione, Trentin nell'area di rigore avversaria praticamente, palla gestita da Raubo, poi Dudu riceve Lara, la vuole giocare di prima, ancora a cercare Nawal Lusnig, palla però è stata riconquistata dal Cosenza, che si rimette in movimento. Arrieta sulla corsia di destra, prova nuovamente la giocata, viene fermato. Possesso sempre però per i padroni di casa. Canal, Arrieta sulla destra, nuovamente da Canal che non riesce a ricevere il pallone. C'è rimessa dal fondo per Moliterno. Trascorsi 5:40 di questo match. Lusnig la gira per Dudu. Lara tra le linee, ancora di prima, stavolta bene da Raubo. Dudu nuovamente. Lara sceglie ancora la corsia di destra dove c'è Lusnig, poi scambia il pallone con Raubo. Prova a giocarla sulla sinistra Dudu, ancora da Raubo, duello con Marchio. Dudu guadagna metri, scarico sporcato. Lusnig deve gestirla nuovamente con Lara che cerca di tornare verso la sua metà campo e ci riesce nonostante l'intervento di Rodrigo Trentin. Ancora Lara che punta per vie centrali, movimento di Lusnig. Lara, bello il dribbling, calcia col sinistro, para Parisi, la palla rimane lì. Lusnig ancora, respinto il suo tiro. Anche dal retroporta, bella parata da parte di Parisi. E poi ancora una volta reattivo Lusnig. Fallo laterale affidato a Dudu, stavolta dalla sinistra. Proprio cercare il secondo palo, allontana Canal.
palla che resta a disposizione del Pomezia. Raubo, Tiaguinho, Dudu cerca l'imbucata centrale per Raubo che perde, anzi Lustig che perde il controllo del pallone, poi Arrieta in mezzo a due avversari, rimessa a Cosenza, già battuta, Mauro Canal che porta il pallone, poggia a sinistra, Tesele cercava Arrieta che avrebbe preferito un passaggio diverso, era rimasto un po' più arretrato. Possesso nuovamente Fortitudo, Raubo torna da Dudu, prova a rubare il pallone, Arrieta ci riesce, deve anche rialzarsi, Canal a supporto, ancora Arrieta, gliela sporca nuovamente Dudu, palla recuperata da Raubo che sceglie poi di allontanare il pallone, pressione da parte del Cosenza efficace, possesso nuovamente recuperato dalla squadra di Daniel Ibanez, inquadrato in questo momento, Marchio va da Canal, poggio sulla sinistra, Trentin torna da Canal, Arrieta, guadagna spazio, buona l'imbucata per Canal che vuole girarsi, va da Trentin, c'è rimessa dal fondo, c'è anche un richiamo per Marchio, sicuramente richiamato da Saggese vicino a lui, e poi anche per Raubo, i due numeri 7 del match. Marchio indica anche l'occhio per un contatto precedente in cui probabilmente è rimasto colpito, nulla di grave, si riparte, toni anche molto sereni da parte dell'arbitro numero 1 che ha scelto, a mio avviso, correttamente la via del dialogo in questo momento. Arriva un fischio proprio contro Paride Marchio, pestone ai danni di Dudu, primo fallo commesso anche dal Cosenza, ha già rimesso in gioco il pallone al Fortitudo invece Tiaguinho, bel tracciante centrale, arriva Marchio a dare una mano anche da Arrieta, la palla poi arriva dalle parti di Gianluca Parisi che può giocarlo ovviamente anche con le mani, Arrieta imbuca, Trentino riesce a scaricare, poi Dudu deve appoggiarsi a Moliterno, ancora una volta pressato, bella palla, non ci arriva per poco Tiaguinho che apprezza comunque la giocata del suo portiere, possesso nuovamente per il Cosenza con Canal che la gira sulla corsia di destra, Arrieta taglia il campo, grande idea di Arrieta, un pizzico di ritardo sul pallone Trentin, aveva sorpreso la difesa avversaria, c'è però rimessa dal fondo per Moliterno, Tiaguinho, Matteus, nuovamente Tiaguinho, Raubo difende il pallone, ancora duello con Marchio, Canal ruba poi il pallone in area di rigore, prova a calciare, rimedia Moliterno che deve andare al rinvio per non infrangere i 4 secondi, cerca la giocata lunga, Marchio prova a tenere in campo il pallone, lui penna, possesso però che era per un attimo dalla Fortitudo, poi si sono disturbati leggermente Binzaru e Raubo, dunque il pallone lo vedete è nuovamente della Pirossigeno con Tony Dandel tornato in campo, Arrieta cerca spazio, va stavolta sul destro, Moliterno attento sul primo palo. Andiamo anche a rivedere rapidamente, calcio d'angolo che sta per arrivare per il Cosenza, destro di Arrieta che ha scelto questa soluzione, corner per Felipe Tony Dandel, alza la palla, Arrieta carica il mancino e la palla sibila di poco a lato. Ancora tiro di Arrieta, non è stato concesso alla fine calcio d'angolo perché come ci ha mostrato il replay non c'è stata deviazione. Matteus per Tiaguinho, palla sulla sinistra, ancora Tiaguinho, trova il tracciante per andare da Raubo, costretto però a tornare verso la sua metà campo, ottima però come al solito la difesa del pallone, ancora Raubo, allarga per Tiaguinho, Raubo, Matteus, uno sguardo in avanti, cerca Tiaguinho, non riesce però a servirlo come avrebbe voluto, possesso nuovamente per la Pirossigeno. Va larga a destra da Marcelinho che ha parlato ai canali ufficiali del club nel prepartita chiedendo il sostegno da parte dei tifosi, chiamandoli a raccolta per questa gara e per le gare interne che mancano, e anche il colpo d'occhio direi che è
molto bello quello del Parapirossigeno stasera, con il pubblico del Cosenza che ha risposto, sicuramente presente all'appello di uno dei giocatori di maggior talento del club. Recupera nel frattempo il possesso Moliterno quando entriamo nella seconda metà della prima frazione. Buono lo scarico per Tiaghigno che ha spazio per il sinistro, va in scivolata, ancora Tiaghigno, palla fuori. Toridandel scarica sulla sinistra verso Vavà. Nuovamente Vavà che allarga e poi riceve il pallone Bavaresco a centrocampo. Buona palla in profondità, Moliterno ci arriva prima. C'era Marcelinho da quelle parti. Ancora fallo laterale Cosenza affidato a Gustavo Bavaresco. Palla indietro. Toridandel per Vavà. Si riparte da Parisi. Nuovamente Vavà. Si muove Toridandel per dargli una mano, poi viene servito. Ancora Vavà. A destra Marcelinho. Vavà. Si muove anche Bavaresco, il pallone alla fine per Toridandel, spostatosi a sinistra. Ancora Toridandel. Marcelinho. C'è spazio per il mancino, non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Riparte con il rinvio dal fondo, serie di primi piani invece per prima Gustavo Bavaresco e poi Marcelinho, lancio in profondità, attenzione perché Parisi non era riuscito a controllarla, si è lamentato anche per un contatto che non è stato però sanzionato. Per un attimo la palla stava vagando in maniera pericolosa al limite dell'area di rigore, non ha avuto Binzaro la reattività ovviamente per riuscire ad arrivarci, era complicatissimo leggere quella situazione e adesso palla sfila via. Ancora il numero 6 della Fortitudo che non è riuscito a controllare con la suola e quindi possesso Cosenza. 8,54 da giocare, decide fin qui il gol di Lusnig dopo 3,50. Va da Toridandel, palla a destra verso Marcelinho, Bavaresco e Toridandel ancora, sposta il pallone con l'esterno, va da Marcelinho, di spalle torna da Vavà, ancora Vavà che cerca un varco, sempre Toridandel a cercare di dare una mano quando Vavà porta il pallone con un blocco sul primo marcatore, poi Bavaresco cerca il tracciante centrale, respinge però la difesa, rimessa laterale dalla destra per il Cosenza che sta sicuramente gestendo di più il pallino del gioco. Sicuramente il possesso palla in termini di minuti. Marcelinho va da Bavaresco, Vavà cerca ancora Gustavo Bavaresco, c'è stata la deviazione da parte di Lusnig e quindi c'è rimessa Cosenza. Buona lettura di Binzaro che cerca Lusnig, palla intercettata. Toridandel non riesce poi a far ripartire i suoi, era una palla difficile da controllare, non è riuscito poi col piattone a mandare in profondità. Rimessa per il Pomezia. Parlato anche mister Esposito post successo sulla Sandro Abate della scorsa giornata, era una vittoria che serviva per tutto l'ambiente, ha commentato il neo allenatore che ha apprezzato soprattutto la gestione della squadra, dei momenti complicati, grande calma e voglia di vincere questa partita. Era sicuramente il modo migliore per iniziare questa avventura sulla panchina per lui. Nel post gara anche lui ai microfoni del club ha esaltato la prima prestazione da parte dei suoi ragazzi. Torniamo in cronaca però con Marcelinho che mette questo pallone verso il centrocampo, il possesso per Lusnig sulla corsia di destra, prova a metterla dentro, scivolata di Vavà, non c'erano compagni della Fortitudo in area di rigore, Parisi saggiamente ci ha messo però comunque le mani. Vavà porta il pallone, lo gioca verso Gustavo Bavaresco, palla allargata sulla corsia di destra, Marcelinho non può però tenerla in campo e quindi Dudu ha a disposizione la rimessa laterale. Prima però arriva il time out chiamato proprio dalla panchina della Fortitudo Pomezia quando mancano 7 minuti e 15 secondi alla fine del primo tempo, prima pausa del match.
per una Fortitudo che cerca quella che sarebbe la prima vittoria esterna del suo campionato. Fino a questo momento un punto in 10 gare disputate lontano da casa per il Pomezia, mentre analizzando sempre il rendimento, in questo caso interno, riferendoci al Cosenza, dei 16 punti attuali, 12 sono arrivati tra le mura del Pala Pirossigeno. Queste le statistiche prima dell'inizio di questa gara, mentre nel match d'andata è stata la Fortitudo a imporsi 4-3 nella prima parte di stagione. Squadre che tornano intanto in campo. Noi andiamo a rivedere il gol che decide fin qui la partita. Fallo laterale battuto da Dudu, sinistro incrociato da parte di Lusnig per l'1-0 Pomezia, grazie alla regia che ha approfittato di questa pausa per riproporci. Primo gol di questa gara. Riparte invece il match, palla a cercare Matteus sulla destra, impossibile però raggiungere il pallone per il numero 26. Canal alla battuta del fallo laterale. Tony Dandel, ancora Canal, c'è Trentin che si muove sulla sinistra, pallone invece gestito ancora da Tony Dandel, palla in avanti, Adornato torna da Tony Dandel che cerca dalla distanza la conclusione, poi di testa la manda in avanti, prova a salvare il possesso Trentin, la tiene in campo e poi bravo Adornato a far ricominciare l'azione. Canal scarica per Tony Dandel, palla respinta, Raubo gestisce la sfera, allarga sulla sinistra, prova la combinazione nello stretto, ma Dudu l'ha giocata quando ormai era uscita dal rettangolo di gioco. Lusnig richiamato in panchina nel frattempo. Dall'altra parte il possesso per la Pirossigeno, torna in campo Tiaghigno. Canal, prova giocata sulla sinistra Canal, poi con l'esterno lo scarico, ci può arrivare Trentin, provato ad alzare un attimo il ritmo Mauro Canal, rinvio per Molitierno, Tiaghigno, Dudu da Matteus, palla in avanti, bello l'anticipo di Canal su Raubo, poi il rimpallo preme ancora la Fortitudo. Trentin ancora chiuso in fallo laterale. Meno di 6 minuti alla fine della prima frazione, si rialza anche Matilara dalla panchina, ovviamente arriverà il suo momento alla prima situazione di palla inattiva in favore del Pomezia. Canal, Arrieta di prima a cercare Trentin, palla allontanata da Matteus che arriva direttamente nell'altra metà campo, non in fallo di fondo ma in fallo laterale, quindi Canal può rimettere il pallone in gioco. Sempre Fortitudo attenta a protezione della propria metà campo difensiva. Arrieta sposta il pallone, va col sinistro, tiro deviato, ancora fallo laterale, guadagna metri comunque il Cosenza con questa giocata. Angolo per Mauro Canal, alza il pallone per Arrieta, non può calciarla di prima, ne vuole concedere il sinistro Raubo, il pallone torna da Canal, serie di finte, sinistro incrociato, deviazione di Tiaghigno, rimane in proiezione offensiva il Cosenza. Ancora Canal, la mette dentro, non riesce ad arrivarci Trentin e quindi Matilara può andare a battere questo fallo laterale. Tiaghigno cerca il controllo per liberarsi da Adornato che però ancora una volta è attento, poi Canal con la suola indietro da Parisi. Arrieta, ancora Mauro Canal, se l'è portata fuori dal campo. Raubo aveva sentito il fischio, pensava ci fosse stato un fallo, in realtà la sua
difesa era assolutamente regolare, quindi semplice rimessa laterale già battuta dalla Fortitudo. Ancora Dudu, palla recuperata da Canal, poi Marchio torna da Canal, sulla sinistra stavolta Arrieta, evita l'intervento di Lara, gli concedono solo il destro, va da Canal, palla un po' arretrata, poi Tiaghino la allontana, rimessa laterale ancora per il Cosenza. Arrieta da Trentin, Canal, Arrieta a destra, Tiaghino dalle sue parti, Arrieta vuole andare sul mancino, cerca il varco, viene murato, palla che arriva direttamente dalle parti di Parisi, che può avanzare anche alla metà campo offensiva, poi cerca di alzare la palla verso Arrieta, leggermente troppo profondo questo pallone giocato dal numero 12 di casa, e quindi possesso già per il Pomezia, che prova ad affondare. Buono lo scarico di Lara sulla sinistra, Raubo non può restituirla subito, allora Dudu, aiutato anche da Raubo, poi la lascia, Raubo in scivolata, attenzione perché parte il contropiede del Cosenza, 3 contro 1, palla per Trentin, e poi Arrieta, grande parata di Moliterno, e arriva il time out di Bagnes. 3 contro 1, gestito anche bene dal Cosenza, voleva il pallone sul secondo palo Marchio, Moliterno però è riuscito a opporsi, mani nei capelli anche di Parisi. Abbiamo apprezzato anche l'inquadratura alle spalle dell'altra porta, e quindi time out da parte di Bagnes quando mancano 4 minuti netti alla fine del primo tempo. La squadra di casa è mancata sicuramente un po' più di cattiveria sotto porta, partita che rimane però assolutamente equilibratissima e in bilico. Timeout utili anche per recuperare un po' di energie, considerando che si gioca davvero all'interno di un miniciclo di tante gare. Questa seconda parte di Serie A, il girone di ritorno post europeo e Coppa America, ovviamente ha tanti turni infrasettimanali per poter recuperare, tra virgolette, il mese di pausa per i tornei internazionali, e dunque squadre che vengono messe a dura prova anche sotto questo aspetto per questa seconda parte di stagione, che è poi quella che emette i verdetti per quanto riguarda il campionato. Tra un po' ci fermeremo anche poi una settimana per la Coppa Italia. Squadra nuovamente in campo, corner battuto, Canal, Trentin protegge il pallone, non aveva coperture, palla persa, può ripartire la Fortitudo, stavolta in superiorità numerica, palla per Dudu, la gira, attenzione, Rabo anzi era Matteus sul secondo palo che voleva il pallone, era un 3 contro 2 per il Pomezia. Canal, Arrieta, ancora Canal sulla corsia di sinistra, cerca un varco, perde un attimo anche aderenza col parquet, palla recuperata, Dudu chiede 1-2 a Lara, Marchio in vantaggio, coinvolto nuovamente Parisi, avanza il portiere del Cosenza, la gira per Canal, palla sulla sinistra ancora verso Arrieta, Marchio vicino a lui, ancora Arrieta, Canal destro, murato, palla che rimane in campo, Marchio però si mette bene a protezione della sfera, porta a casa il calcio d'angolo, rimbalzo strano, letto benissimo però dal capitano rossoblù. Angolo per Canal, attenzione sempre ad Arrieta, servito, buona lettura da parte di Dudu che di fatto impedisce al 24 di andare a calciare in porta. Iniziano intanto gli ultimi 3 minuti del primo tempo, Parisi si carica sulla sinistra, Trentin guadagna campo, appoggio poi per Arrieta che calcia, stavolta è meno preciso, non trova lo specchio della porta, c'è rimessa dal fondo per Moliterno. C'è un problemino fisico però prima da verificare
quindi è stato chiamato l'intervento dei sanitari. Arriva anche Marcelino per verificare le condizioni di Dudu, che adesso si è rialzato. Tocca Linguine. Può riprendere, è asciugato anche il parquet del pala pirossigeno. Torna in panchina Dudu. Vediamo, adesso arriverà un po' di ghiaccio anche. Lancio in profondità di Moliterno. Proteste da parte della panchina del Cosenza per credo il contatto su Parisi. Saggese spiega a Trentin che ha guardato bene, non è fallo. Ibanez poi probabilmente chiede al suo giocatore di mettersi in panchina per evitare eventuali provvedimenti disciplinari che in quella situazione non sono opportuni. Palla alzata da Vavà verso Marcelino, la palla scappa un po' via, rimane comunque in possesso il Cosenza. 2 minuti 23 secondi prima della fine del primo tempo. Ancora Marcelino la battuta. Marchio allarga verso Arrieta che alza la sfera sulla sinistra. Il pallone in qualche modo è rimasto in campo. Marchio ce l'ha sul mancino, prova a calciare, viene murato. Rimessa laterale in zona offensiva. Ci prova Arrieta, che non trova la porta. Ancora un rinvio per Moliterno. Sempre soluzione a cercare di sorprendere alle spalle la difesa. Poi Raubo non riesce nell'appoggio verso Lusnig e quindi c'è fallo laterale per il Cosenza. Riecco in campo anche Felipe Tonidandel. Vavà. Arrieta. Marcelino sulla corsia di destra. Va sul destro, calcia verso il secondo palo. Palla ancora buona, Tonidandel cerca anche lui la porta. Era giusta la giocata di Marcelino perché Vavà era appostato sul secondo palo. Vavà. Arrieta. 1,5 all'intervallo. Ancora Arrieta contro Binzaro, prova a saltarlo, passa Arrieta, la mette dentro. È stata la deviazione di Matteus. Fallo laterale che Tonidandel vuole battere rapidamente. Scarico all'indietro. Vavà nuovamente per Tonidandel sulla sinistra. Marcelino. Tonidandel. La palla ancora per Marcelino. Carica il mancino. La palla è fuori. Ancora una volta un tiro verso il secondo palo. Eccolo. Andiamo a rivedere subito. È arrivato con un pizzico di ritardo Tonidandel, generosissimo in scivolata a cercare di impattare col pallone. Il tiro è uscito di mezzo metro circa. Rimessa dal fondo per Moliterno. Prima però c'è da asciugare proprio la zona di campo in cui Tonidandel è andato in scivolata nel tentativo di prendere il pallone. Parte la Fortitudo quando ci avviciniamo all'ultimo minuto. Marcelino non riesce a colpire bene il pallone, poi Raubo cerca tra le linee Dudu che nel frattempo si è ristabilito. Vavà ha già recuperato però il pallone, indietro da Parisi, poi Tonidandel allarga sulla corsia di destra. Arrieta. Marcelino, Arrieta e poi Vavà. C'è anche spazio eventualmente per l'1 contro 1. Dudu rimane in piedi però Vavà non riesce a raggiungere il pallone. Poi lancio in avanti che Raubo voleva con forse un dosaggio diverso sotto l'aspetto della potenza. Ha dovuto comunque uscire dall'area di rigore Parisi per intercettare il pallone. Dunque rimessa laterale per la Fortitudo.
38 secondi e mezzo e poi si andrà all'intervallo. Dudu va a prendersi il pallone per questo fallo laterale. Battuto il fallo laterale, palla recuperata da Trentin che prova ad affondare sulla sinistra, vince 2 contrasti, finisce anche per terra, poi palla spazzata in tribuna. Raubo chiede a Trentin di rialzarsi. Tocca la caviglia a Trentin, adesso arriva richiamo. Bravo, continua a sostenere di non aver toccato Trentin. Tony Dandella alla battuta del fallo laterale. Va all'indietro da Parisi. Palla giocata sulla destra verso Marcelinho. Buon pallone per Trentin, sponda per Tony Dandel, respinge Moliterno, palla poi allontanata. 15 secondi alla fine del primo tempo. Fallo laterale per Marcelinho. Tocca il pallone, palla calciata ancora da Vavà, Moliterno l'allunga il calcio d'angolo. (12 secondi esatti, poi si andrà a riposo. Attenzione a Trentin, la palla invece è per Felipe Tony Dandel, costretto però a ripartire da Parisi. Invitato De Banes ad accelerare, Parisi la gira per Marcelinho, ma sta scadendo il tempo. Finisce dunque il primo tempo, Pomezia avanti 1-0 dopo i primi 20 minuti effettivi. Decide fin qui il gol di Lustig. Noi ci risentiamo tra poco per il racconto della ripresa, sempre qui sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.
Squadra nuovamente in campo, ben ritrovati dal Palapirossigeno e pronti a vivere il secondo tempo. Cosenza e Pomezia, dicevo, già in campo per questi secondi 20 minuti effettivi. Si riparte dallo 0-1 firmato Lusnig dopo 3,50. Tutto pronto, sarà Marcelinho a dare il via al secondo tempo che scatta in questo momento. Canal, Tony Dandel, Parisi, Arrieta e appunto Marcelinho per il Cosenza in questo inizio di seconda parte di gara. Matteus Raubo, attenzione, intanto seguiamo prima Tony Dandel sulla sinistra, cerca la conclusione, non trova la porta. Dicevo Matteus, Binzaru, Tiaghigno, Raubo insieme a Francesco Molitierno invece a comporre il quintetto con cui inizia il secondo tempo il Pomezia di mister Stefano Esposito. Molitierno, rinvio in profondità, non riesce a controllare Binzaru, allora riparte Tony Dandel. Canal allarga sulla sinistra verso Felipe Tony Dandel, poi ancora Arrieta, partito Canal, servito adesso, deve ricominciare, può intervenire Parisi che non aveva toccato il pallone in questa azione, lascia il pallone poi a Canal e torna tra i pali, ancora Canal, carica il destro dalla distanza, palla un po' alta, era comunque in controllo Molitierno, primo tentativo da parte del Cosenza. Matteus, Raubo allarga sulla destra per Tiaghigno, pallone poi nuovamente dall'altra parte per Matteus, lancio in avanti, colpo di testa di Tony Dandel. Marcelinho prova ad arrivare sul pallone che però corre più velocemente verso l'out e quindi c'è fallo laterale per il Pomezia. Abbiamo superato il primo minuto effettivo della ripresa. Dudu uscito per un attimo, un po' dolorante a fine prima frazione, poi già però ripreso posizione in campo nel corso del primo tempo. Dunque ci aspettiamo di rivederlo anche tra poco. Arrieta riceve il pallone sulla destra, si accentra, ancora Arrieta, carica il mancino, la palla termina al lato. Si riparte con ancora un rinvio dal fondo, minuto e mezzo già andato via questa ripresa. Matteus alza la palla, non può arrivarci Binzaru, dunque il possesso torna ai padroni di casa che nel turno scorso hanno perso 1-0 con il Napoli. Stavano però probabilmente affrontando il miglior momento della loro stagione fino alla gara con gli azzurri, 8 punti nelle 4 precedenti partite per una corsa salvezza quanto mai combattuta, mentre Pomezia recupera il possesso, entra proprio Lusnig. Tiaghigno porta il pallone, cerca il tracciante centrale, la palla finisce direttamente però dalle parti di Parisi che ha già cercato di servire Marcelinho. Era una buona idea quella di Parisi per provare a tagliare tutto il campo. Marcelinho non è riuscito nell'aggancio e quindi riparte Molitierno. Salgono i decibel anche al Palapirossigeno di Rende. Raubo, eccolo Dudu. Raubo poi, palla lasciata ancora a Dudu. Matteus, di Esposito dalla panchina per la circolazione di palla dei suoi. Sfera controllata da Raubo adesso, ancora Raubo centralmente, Dudu appoggia ancora per Raubo, destro in porta, respinge Parisi. Primo tentativo della ripresa anche per la Fortitudo, poteva un attimo essere colto in controtempo Parisi che è stato però bravo, il tiro non era fortissimo e quindi ha avuto anche il tempo di coordinarsi per andare a parare. Dudu dietro da Molitierno, la calcia forte verso la porta di Parisi che poi con le mani prova ad andare in profondità per Arrieta che ha spazio, Arrieta col destro, palla fuori di poco, grande chance per il Cosenza. Bravissimo ancora Parisi sia nel dare questo pallone sia a leggere la situazione. Arrieta ha provato e secondo me ha calciato bene anche con il destro, è stato però sfortunato.
Riparte Pomezia con Lara, Tony Dandella in vantaggio, si appoggia a Parisi che poi cerca ancora Kevin Arrieta, il pallone stavolta è troppo alto. Rimessa laterale battuta dal Pomezia, palla sulla corsa di Matteus che può calciare, Matteus! Bell'intervento da parte ancora di Parisi. Guadagna fallo laterale comunque la Fortitudo, che ha subito risposto all'occasione di Arrieta, mentre si prepara un quadruplo cambio per Ibañez. Vedete piedi vicino a lui, i giocatori pronti a tornare in campo. Molitierno riceve il pallone. Difende bene Lusnig, trova poi la deviazione da parte di Marcelinho, c'è rimessa laterale per il Pomezia. 16:24 da giocare. Dudu verso Lara, ancora Dudu che allontana il pallone. Buona pressione efficace da parte del Cosenza in zona offensiva. Tony Dandel per Marcelinho, si appoggia ad Arrieta, taglio di Tony Dandel. Arrieta rimane in controllo del pallone, arriva Marcelino della mano, Arrieta cerca di calciare, poi Lara prova a recuperare il pallone e ci riesce, ancora Mati Lara, portato verso l'esterno e infatti il pallone va oltre la linea. Arriva adesso il quadruplo cambio, pari De Marchio in possesso, dentro anche Adornato che riceve Marcelinho per Marchio, palla recuperata da Pomezia che può andare in contropiede con Matteus, ancora Matteus con il mancino non riesce a calciare, complice anche l'ottima posizione di Arrieta, poi si tocca anche la caviglia il 26 della Fortitudo, non sembra comunque nulla di grave. Rimessa laterale per gli ospiti, palla alzata per il destro incrociato di Lara, tocca Marchio, la palla rimane in campo, alzata poi per Bavaresco, controllo col pallone che scappa via. Molitierno in profondità, direttamente tra le mani però di Parisi che fa ripartire, cerca stavolta di far ripartire Adornato che chiede maggior calma al suo portiere. Ha provato una soluzione simile a quella che aveva mandato poi a calciare Arrieta, stavolta la palla leggermente troppo laterale e quindi c'è da rimettere il pallone in gioco per quanto riguarda la Fortitudo. Questo fallo laterale, un po' di riposo anche per Matteus, sicuramente tra i giocatori più coinvolti fino a questo momento. Attenzione, intanto arriva il giallo per Gustavo Bavaresco, fallo su Dudu, è lui il primo ammonito di questa partita, primo fallo anche del secondo tempo per il Cosenza, fallo a testa se ricordo bene nel primo tempo per entrambe, senza cartellini gialli mostrati. E si riparte, c'è bisogno ovviamente del fischio arbitrale dopo un cartellino giallo, quindi Dudu attende Precai che fa ripartire la sfida. Lara rischia un po' Lusnig che non ha colpito bene il pallone e poi si è messo in protezione per permettere al Moliterno di allontanarlo di più, e quindi rimessa pirossigeno con un cambio, con De Brasi inserito come portiere di movimento al posto di Parisi. De Brasi che di ruolo fa il portiere, però ha anche questa caratteristica e dunque se la gioca così in questo momento il Cosenza, quando entriamo nel 6° minuto del secondo tempo, con Vittorio De Brasi. Intanto ci prova Vavà, respinge Lusnig, nuovamente Vavà proprio per Vittorio De Brasi. Vavà, Adornato, ha un po' di spazio Molitierno, la mette in calcio d'angolo, poi finisce per terra toccandosi il ginocchio Lusnig. Noi rivediamo questa conclusione con Adornato che ha visto un varco, Molitierno però è stato attento. È necessario anche l'intervento dello staff sanitario per verificare le condizioni di Nauel Lusnig, mentre simpatico colloquio tra Marchio e Molitierno a gioco fermo
sta approfittando anche Bavaresco per dare indicazioni ai suoi compagni per la carta del quinto di movimento. Sicuramente avere De Brasi con queste caratteristiche permette al Cosenza poi, in caso di pallone perso, di riportare comunque un portiere di ruolo tra i pali. Adesso è tornato Parisi perché era una situazione di palla inattiva per quanto riguarda il Cosenza, soprattutto di fase di non possesso. Vavà cerca di farla passare, respinge la difesa, rimessa laterale in zona offensiva però per il Cosenza, sempre con Vavà, indietro da Adornato, cerca il sinistro, c'è una deviazione di Lara, c'è calcio d'angolo dunque per il Cosenza. Marchio cerca di prendere posizione all'interno dell'area di rigore, palla calciata forte che poi stava per arrivare a Vavà. Ancora una volta però fa muro la difesa della Fortitudo, capitanata da questa leggenda del futsal italiano come Francesco Moliterno. Dudu scarica per Tiaghinio, poi Lara recupera il pallone là, Pirossigeno. Vavà entra nell'area di rigore, contatto lieve, giudizio della coppia arbitrale per fischiare un rigore, e quindi si riparte. Ancora possesso per Tiaghinio, duello tra numeri 10 con Bavaresco, Murato e poi l'ultimo a toccare. Arriva un richiamo proprio per Vavà sulla situazione precedente. Mentre la rimessa alla fine è stata assegnata al Pomezia, sì. Bavaresco lascia il pallone a Tiaghinio. Dudu scarica sulla sinistra, bella giocata di Raubo che prova ad andare da Lara. Ancora però rimessa laterale per il Pomezia, 13 minuti 46 secondi da giocare, solo un gol a dividere le due squadre. Rimessa laterale, lo chiede anche Parisi per posizionarsi e posizionare soprattutto Adornato. Palla alzata a cercare il destro di Raubo che impatta bene il pallone, non riesce però a mandarlo verso la porta. Ci sarà rinvio dal fondo, vediamo se Ibanez ripropone subito De Brasi. Lo vedete in piedi proprio dietro la sua panchina, in questo momento però rimane ancora fermo Adornato. Bavaresco difende il pallone, poi ancora Alessio Adornato. Buona protezione del pallone di Marchio, palla poi indietro per Vavà. Ancora Vavà, Adornato, Bavaresco prova a girarsi, può anche calciare, se la allunga un po', Bavaresco incrocia e palla che finisce sul fondo. Rinvio di Moliterno, recupera solo per un attimo la Pirossigeno, il colpo di testa di Vavà. Noi rivediamo l'azione di prima, Bavaresco è andato da Marchio che di fatto è stato il giocatore che è andato per toccare per ultimo, non aveva tempo però per indirizzarla verso la porta. Pallone calciato forte da una corta distanza. Matteus, Dudu in avanti, lancio direttamente in zona Parisi. Arrieta verso Vavà, Marcelino indietro, palla poi scaricata sulla sinistra. Vavà ancora, cerca Marchio, duello con Raubo, il fallo è del capitano del Cosenza che poi va via senza protestare da quella zona, quindi fallo numero 2 per la squadra di casa nel tentativo di liberarsi da marcatura. Giudizio dell'arbitro numero 1, Marchio ha commesso fallo, adesso è proprio Marchio che anticipa Raubo, il pallone è giocato verso Arrieta sulla corsia di destra. Si va poi dall'altro lato, conclusione di Marcelino col destro, poi prova da terra a disturbare l'avversario e porta a casa la rimessa. Poteva fare davvero diversamente Marcelino da lì, ha provato anche con il destro a calciare,
Ancora Marcelinho, conclusione da parte di Vavà, proteste per contatto con la mano, ma è stato assegnato soltanto calcio d'angolo. Vediamo se il replay, se ci arriva il replay per aiutarci nella valutazione, anche se l'azione sta per riprendere. Angolo per Vavà, che il pallone a Arrieta, si coordina col mancino, non riesce però a indirizzare verso lo specchio della porta. 12:08 da giocare. Dudu scarica per Raubo, riceve ancora Dudu. Tiaguinho se ne va bene sulla destra, potenziale 3 contro 2 per il Pomezia. Tiaguinho con la punta, trova una deviazione, trova comunque una rimessa laterale in zona offensiva. E Dudu l'incaricato per la battuta, torna invece Felipe Tonidandel. Palla a cercare Raubo, che non è riuscito però a coordinarsi. Parisi col solito lancio in avanti, palla sporcata da Raubo, che poi chiede subito il cambio, dentro ancora Lusnig e anche Binzaro per Dudu. Rimessa laterale affidata da Arrieta. Canal in avanti da Marcelinho, che torna su Canal, conclusione verso la porta, che non trova però impreparato Moliterno, che era attento, e adesso viene incalzato a rimettere il pallone in gioco con il conteggio dei 4 secondi già iniziato. Ancora Moliterno, lancio profondo, non riesce a spizzarla di testa Binzaru. C'è rinvio dal fondo per Parisi, già battuto, vuole dare anche ritmo adesso il Cosenza alla sua azione. Canal porta il pallone, scarica sulla sinistra per Tonidandel, nuovamente Canal. Marcelinho, Canal, Binzaru che allontana. Ancora fallo laterale per il Cosenza. Canal lascia ad Arrieta con il sinistro, che va verso la porta. Palla allontanata da Matteus, poi ancora Arrieta in possesso, cerca un varco, conclusione ancora in diagonale. Ancora però una buona lettura difensiva del Pomezia, libera l'area di rigore. Arrieta ha le qualità balistiche per far male anche dalla distanza. Ed ecco nuovamente Vittorio De Brasi, impiegato come portiere di movimento. Scarica per Arrieta. Canal. Arrieta ancora. De Brasi. Arrieta. De Brasi con il sinistro sbaglia il passaggio che era diretto per Marcelinho, che chiede calma al suo portiere, che ha voluto provare a guadagnare un tempo di gioco giocandola col mancino. Non è riuscito però ad andare da Marcelinho. Rimessa laterale battuta da Lara nel frattempo. Si passa a destra con Tiaguinho che va a cercare la profondità. Lusnig non può arrivarci. Parisi per Marcelinho, palla però intercettata dalla Fortitudo. Ancora Tiaguinho. Matteus se la porta fuori e la rimessa del Cosenza. De Brasi pronto a tornare. Tonidandel intanto, 10 minuti e mezzo alla fine del match. Rimette la casacca però De Brasi adesso. Arrieta cerca spazio ancora, tracciante allontanato da Matteus. Battuta la rimessa laterale dal Cosenza. Canal. Arrieta cerca il momento giusto per partire, va sul destro, calcio dalla distanza, Moliterno allontana, poi Lara spazza via. Parisi va subito a recuperare il pallone, viene richiamato De Brasi. 10:03 alla fine del match. Eccolo nuovamente De Brasi sulla corsia di destra, servito da Canal. Ancora Canal. Arrieta. Mauro Canal. De Brasi. Calcio in diagonale, non trova lo specchio della porta. Poi Moliterno voleva andare a riprendersi subito il pallone per provare magari a beffare il Cosenza con la porta vuota. Palla però poi ha sbattuto su una tribuna alle sue spalle, è andata lontanissima, quindi c'è tutto il tempo per tornare a difendere la porta
per la squadra di casa, che adesso pressa alto e guadagna subito il possesso. Arrieta rimette in gioco per Tony Dandel. Marcelinho va sul destro ancora, scivolato, l'aspetta lì Matteus. Rimane Parisi in porta in questa azione per il Cosenza. Fallo laterale per Tony Dandel, palla alzata, Marcelinho da Mauro Canal, che cerca la porta, trova però nuovamente le mani di Francesco Molitierno. Lancio in profondità, prova l'aggancio Rauo, prova anche a calciare da posizione defilata senza però riuscire a inquadrare la porta. Apprezza il passaggio del suo portiere. 9:15, Arrieta porta il pallone, da capire anche se Ibañez tra un po' penserà anche a un altro giocatore di movimento per il quinto, ma intanto Arrieta perde il pallone a beneficio di Lara, che cerca poi di superarlo. Fallo di Lara, dice Saggese, e intanto la maglia da portiere di movimento l'ha messa Marcelinho, girandola di cambio ovviamente quando ci sono queste situazioni, perché ci sono dei giocatori con un'attitudine offensiva maggiore e viceversa per quanto riguarda la fase difensiva, e quindi gli allenatori si riservano di cambiare spesso con maggior frequenza in base alla situazione il loro quintetto in campo. Palla che arriva da Arrieta con il destro, la alza troppo però non può intervenire nessuno, credo ci sia fallo laterale. Infatti sì, viene segnalato anche da Molitierno alla panchina, e quindi Tiaghino deve andare a battere questa rimessa praticamente a ridosso della linea di fondo. Già iniziato il conteggio dei 4 secondi tra l'altro, allora Tiaghino la spara lontano tra le mani di Parisi. Marcelinho pronto a rientrare in campo, il pallone è gestito nel frattempo da Arrieta, che attende l'ingresso del compagno, e poi Marcelinho finisce per terra in contatto con l'arbitro. Arriva anche il giallo. Giallo per Marcelinho e punizione indiretta ovviamente in questo caso per il Pomezia, gioco che non può riprendere essendoci stata una munizione senza il fischio dell'arbitro. Adesso arriva anche un chiarimento verso la panchina di casa per questa situazione. Gioco ripreso nel frattempo. Bavaresco. Dudu in possesso. Dudu ancora. Protegge il pallone Raubo. Tiaghino. Palla in avanti, recuperata da Arrieta. Nuovamente portiere di movimento per il Cosenza. Trentin gestisce il pallone. Canal. Canal ancora per Arrieta. Nuovamente Canal. Trentin. Canal. Arrieta. Va da Canal. Trentin. Bavaresco dentro, l'Arrieta non riesce con la spalla a controllare. Palla che rimane in campo, la tiene Marcelinho. Ancora Canal. 7 minuti alla fine del match. Arrieta. Canal. Arrieta riceve.
Marcelino per Arrieta ancora. Canal. Arrieta da Canal. Trentin, lunghissima circolazione di palla del Cosenza. Palla dentro intercettata da Dudu. Si va poi da Marcelino. Trentin, Bavaresco. Canal sul secondo palla, lontana Molitierno. Ancora Canal, 6:20 al termine. Arrieta. Canal. Trentin da Canal. Prova a farsi sentire anche il pubblico. Trentin, Canal. Marcelino, a spazio, viene murato il suo tiro. Sei minuti esatti alla fine. Panchina del Pomezia che dovrebbe aver chiamato il time out intanto. Trentin per Canal. Ancora Trentin. Canal. Arrieta. Ancora Mauro Canal. Trentin. Arrieta. Torna da Bavaresco. Canal, Arrieta. Palla messa dentro, allontana Raubo. Rimessa laterale Cosenza. Già battuta. Conclusione di Arrieta. Respinge Matteus. Attenzione perché la porta è vuota. Raubo ci prova. Palla fuori. E arriva il time out. Stavolta lo chiama la panchina del Cosenza. 5:28 alla fine della partita. Abbiamo il primo finale, gara che si è giocata alle ore 20 di questa 23esima giornata, quella tra Roma e l'84 Torino, vinta dai giallorossi 5-2. Il resto del programma alle ore 16 con CDM Active Network attualmente sull'1-3. I così di Genzano e Sala Consilina ferme sull'1-1. Felde Eboli avanti 3-1 sul Napoli. Stesso risultato tra Sandro Abate e Came, mentre la Meta Catania conduce 2-1 a Mantova, in una giornata in cui il turno di riposo viene osservato dal Global Work Capurso, squadra tra quelle più interessate al risultato di questo match in ottica permanenza. Si ritorna in campo nel frattempo, la rimessa al fondo la batte direttamente Marcelino verso Mauro Canal. Ancora Canal, Arrieta, torna da Canal, 5 minuti, qualcosina in più da giocare. C'è tanto tempo a disposizione considerando soltanto un gol di distanza tra le due squadre. Trentin. Arrieta. Ci prova col destro e la palla passa in porta, arriva il pareggio del Cosenza. 5 minuti alla fine, la firma ancora una volta è di Kevin Arrieta. Che ci prova col destro, aiutato anche dal palo stavolta, è riuscito a mandare dentro il pallone dell'1-1. Adesso c'è tempo a disposizione per vincerla per entrambi ovviamente, e si riparte. 5-0-1 da giocare. Matteus riceve bene. Dudu. Tiaghigno. L'ha tenuta in campo. Poi finisce per terra, subisce fallo. Fallo numero 3 per il Cosenza. 4:45 da giocare. Dudu.
Teus alza il pallone, va a cercare, attenzione, la palla diventa buona per Raubo, che chance, si è trovato il pallone a disposizione, continua il portiere di movimento del Cosenza che vuole vincerla con questa soluzione tattica e quindi Marcelino rimane in campo con la maglia gialla. 4 minuti e 28 secondi da giocare. Adesso può anche evitare di forzare, a mio avviso, il Cosenza subito nel cercare la conclusione. Marcelino sbaglia un po' il controllo, infatti se la porta fuori. C'è fallo laterale per il Pomezia. Lara, Moliterno. Attenzione all'altro fallo commesso dal Cosenza, si sono toccati. Contatto tra Vavà e Lusnig. Poi sono colpiti, cioè sono rimasti contusi entrambi, ovviamente nulla di volontario, era un tentativo genuino di entrare in possesso del pallone del giocatore del Cosenza, che però sale a quota 4 falli. Un po' di ghiaccio anche per lui, partita molto dispendiosa. Questa è intanto la cartolina del Palapirossigeno che ci regala la regia, approfittando della pausa. Marcelino aveva chiesto una grande spinta e la spinta del pubblico del Palapirossigeno la stiamo vedendo. Punizione intanto per la Fortitudo, 4 e 9 secondi da giocare. 4 minuti e 9 secondi da giocare ovviamente. Punizione per Dudu. Battuta, tocca Canal, la palla ancora però per la Fortitudo. Dudu spazza via, torna Marcelino, quinto di movimento, e Parisi prima di andare a lasciare il posto al numero 19 chiama ancora una volta il pubblico di casa, sente che è il momento in cui c'è bisogno di loro. Canal, ultimi 4 minuti della partita che iniziano adesso. Nuovamente Canal, Arrieta, Marcelino torna ad Arrieta, poi ancora Canal, Arrieta, Canal, Trentin, da Marcelino, Trentin forse può anche calciare, sceglie nuovamente Marcelino che va verso la porta, Moliterno in 2 tempi. Poi va al rinvio ancora in profondità, palla recuperata da Trentin, bella palla sui piedi di Canal, conclusione col sinistro fuori, vorrebbe una deviazione che però non c'è e quindi c'è rimessa dal fondo per Moliterno, battuta corta per Dudu. Tiaghigno, Dudu finisce per terra Lara. Non c'è stato il fischio, arriva Esposito anche a chiedere spiegazioni. Si rialza Lara senza l'intervento dei medici, adesso chiede rialzandosi se è stato fischiato fallo, l'arbitro gli dice di no. Sarebbe stato tra l'altro il quinto per il Cosenza. Raubo sostituisce Matilara. Arriva credo un altro provvedimento verso la panchina del Cosenza per Saponara per proteste. Viene chiesto di togliersi la tuta per mostrare il numero. E adesso arriva forse anche il rosso. Sì, espulso Saponara. Indicato anche al tavolo del cronometrista numero 65.
calcio d'angolo Cosenza. Canal, ancora quinto di movimento ovviamente con Marcelinho che parte da destra stavolta. Arrieta, Marcelinho, Canal, Marcelinho, Arrieta la gira verso Trentin, Canal verso il secondo palo, sbaglia la misura del passaggio. Molitiano vuole battere subito, poi sceglie Dudu corto, palla in avanti che Raubo non riesce a controllare. È rimasto tra i pali Marcelinho perché il possesso è nuovamente del Cosenza. Allora Canal porta il pallone dall'altra parte. 2 minuti e mezzo praticamente alla fine della partita. Canal per Arrieta, Canal, ancora Arrieta, Canal da Trentin, Bavaresco alto a sinistra, Marcelinho a destra, ancora Arrieta e Canal a scambiarsi il pallone. Bavaresco, Trentin, torna da Canal, palla per Arrieta, di prima per Marcelinho, la mette dentro, super salvataggio di Tiaguinho. Grandissima lettura, togliere di fatto il pallone dalla disponibilità di Trentin. 2:05 da giocare. Canal in possesso del pallone ancora, parte sempre da lui l'azione del Cosenza. Marcelinho sulla schiena di Matteus, guadagna calcio d'angolo. Ancora Marcelinho, indietro, direttamente da Canal. Canal ancora. Arrieta. Canal, Bavaresco, la gira, Trentin non ha compagni da servire, ricomincia da Bavaresco. Canal, Bavaresco, Arrieta, la mette verso la porta, illusione ottica del gol, la palla è sull'esterno della rete, anche perché c'era Molitierno appostato sul primo palo. C'è stata però almeno una deviazione da parte della difesa. Angolo Cosenza. C'è da ripetere il corner. Dudu non è d'accordo con la scelta arbitrale. Calcio d'angolo dunque, 1:32 da giocare. Bavaresco, Tony Dandel per Arrieta, Tony Dandel, palla verso il secondo palo di Trentin, fa ancora muro la Fortitudo. Trentin va a recuperare il pallone oltre i LED pubblicitari. Bavaresco per Arrieta, sale sempre di più, salgono i decibel del palapirossigeno. Trentin, Bavaresco, Arrieta, carica il mancino, non trova la porta. Moliterno con Dudu che la vuole subito. Moliterno sceglie invece di andare profondo a cercare Raubo, che però strattona Bavaresco. Marcelino batte subito, vuole provare a cogliere controtempo impreparato alla difesa avversaria. Fermato in qualche modo Arrieta, che poi commette fallo. E il quinto. È stata un po' di confusione perché Marcelinho ha battuto subito provando a sfruttare il fatto che Raubo era rimasto un po' indietro. Poi ecco, la regia arriva puntuale. Arrieta è andata a contrasto commettendo fallo su Tiaguinho, battuto il calcio di punizione, esaurito il bonus intanto per il Cosenza. Tony Dandel in pressione, Dudu in avanti, non riesce a seguire Raubo, ma c'è stato un tocco, quindi il possesso è del Pomezia. Dudu, bella palla in avanti per il destro di Tiaguinho, che ha avuto la palla dell'1-2. Grande passaggio anche di Dudu. Tiaguinho è andato verso la porta, non l'ha trovata. Si riparte, Marcelino la rimette in gioco. 43 secondi da giocare. Trentin per Bavaresco e poi Arrieta. Ancora Bavaresco, Trentin. Tony Dandel attende la palla, non riesce però ad andare verso Marcelinho. Riparte Bavaresco, Trentin. Bavaresco ha spazio anche per il destro, scivolata rischiosa ma efficace da parte di Dudu,
che interviene sul pallone, poi rimane per terra Tiaghino e arrivano anche i soccorsi per lui, richiesto anche lo spazzolone. (21 secondi 8 decimi da giocare). Un po' di crampi probabilmente per il giocatore del Pomezia, che adesso viene aiutato a rialzarsi. Entrerà al suo posto Lusnig. Due indicazioni anche su un'altra zona di campo che era rimasta un po' bagnata, e quindi si riaccomoda in panchina Tiaghino. Pensieroso Marcelino prima dell'assalto finale. Si ricomincia adesso, 20 secondi esatti alla fine della partita. Bavaresco cerca Marcelino, Toni Dandel, bell'anticipo di Matteus che però non riesce a calciare. Ancora possesso Cosenza, 12 secondi alla fine della partita. Arrieta pensa anche al tiro, Trentini verso il secondo palo e Dudu in qualche modo fa muro. Palla poi allontanata, deve rientrare Tiaghino, c'è giallo per Raubo. Rimangono 7 secondi e 8 decimi da giocare. C'è bisogno del pallone però. Rimessa laterale direttamente battuta da Marcelino. Ultima chance della partita. Arrieta. Trentin, Arrieta ci riprova, Murato, ancora in avanti il Cosenza con 3 secondi da giocare. Arrieta vuole battere direttamente verso l'area di rigore, palla allontanata, Marcelino ci prova, deviazione! E la palla finisce dentro! Ha segnato il Cosenza, al suono della sirena esulta Bavaresco. E 2-1, esplode il palapirossigeno, parte l'esultanza da parte di tutta la panchina, di tutto il pubblico. Il Cosenza la vince così allo scadere con il tocco in mischia. Sembrava finita 1-1 e invece il Cosenza la vince sul suono della sirena con il gol di Bavaresco. Rivediamo, mancavano 3 secondi dalla battuta del fallo laterale. Bavaresco trova la deviazione decisiva. Il gol mi sembra buono guardando anche il cronometro, anche se gli arbitri sono stati anche abbastanza decisi nel concedere il gol. Vediamo se viene fatto anche battere il calcio d'inizio. Verrà fatto battere il calcio d'inizio, perché quindi mancano anche dei decimi sul cronometro. E 2-1 Cosenza. C'è solo il tempo per rimettere il pallone in gioco, finisce così, esulta il Cosenza che ottiene 3 punti importantissimi per la corsa salvezza. Finisce 2-1 contro comunque un ottimo Pomezia che davvero all'ultimo secondo non è riuscito a ottenere il punto in trasferta. E dunque sulle immagini dell'esultanza dei padroni di casa da parte mia è tutto. Grazie per averci seguito anche questa sera sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. Da Davide Menolascina, grazie e buona serata.